Buondì cari amici della Maratona Veneta, ancora parliamo della parola logo. Perché dico la parola? Perché come sono tratti in qua per dire che sto qua tante volte è un suffisso, ma in realtà andiamo a parlare proprio della parola logo che viene fuori dal greco logos. Qua vi mostro questo schemetto qua che ho fatto, sapete che tengo anche corsi di edizione della lingua italiana e in che caso è in particolare, ma anche sui corsi di Veneto, vi spiego questo passaggio importante qua. La parola greca logos la vuol dire pensiero, parola pronunziata, ma di conseguenza diventa anche quello che scrivemo. No? Metto su. Allora, se niente, uno mi dice, mi non so mica imparare a scrivere il veneto, perché tanto lo parlo sa. Sì. E avevi visto però che il logos è tripartito. Che è un logos del pensare, dell'elaborare in testa, che è un logos dell'esprimere in l'oralità, e l'oralità la è qua e adesso. Mm? Bon. Adesso grazie ai video puoi andare anche fuori, ma è un terzo livello, una volta l'unica modalità per mandare un messaggio in differia, in distanza di spazio e di tempo, non essendo che telefoni, non essendo che registrazione, la era la scrittura, dunque il logos scritto, parlare e pensare. Prima di tutto che sei pensare, dopo che sei parlare, dopo che sei anche scritto. Però c'è un'altra questione, è scritto e ne porta all'elaborazione. Avevi visto ieri quel video sul dialogo che il dialogo ovviamente si può fare sul parlare tra due persone che parla o sul scritto, dunque avendo per scritto il dialogo di due persone. Già dal parlare al scritto il logos comunque cambia e come si dice se adotta dei accorgimenti differenti perché per non essere descompresi, dunque cosa si fa? Per un esempio tipico sul parlano si scrive mica gli accenti, perché se vede subito la differenza tra senare e senare, la si sente. Ma se avete scritto mi scrivo solo le lettere e non metto gli accenti, senare, senare o senare è la stessa parola, no? Bisogna che metti che mi faccia dei pensieri in P, devo che capi delle attenzioni in P sul scritto. In generale, potremmo dire che pensiamo, quando si dice, non so, questo parla bene l'inglese, vuol dire che pensa anche in inglese. Ecco, di solito che impariamo una lingua nuova, cominciamo dal scritto, dopo andiamo a abilitarsi bene al parlare e dopo al pensare. Non so mi ha detto che sia corretto fare così, ma questa qua è modalità media. In generale, dunque, quando parliamo del pensiero, si può parlare della parola e così si può parlare della parola, parliamo anche del suo modo di scriverla, perché pensiamo anche alla lingua veneta, se neanche siamo buoni solo di parlarla, ma vabbè, pensarla se presume di sì, ma da scriverla no, se come che avessimo una limitazione della nostra espressione. Se mi so buono di pensare una bella idea, ma non so buono neanche ad esprimerla, e vedi che c'è una pesante limitazione. Allora poi la esprimo a parole, ma quando devo mandare un messaggio a un amico e dico che da fare sta tal roba e che voglio scrivere qui in Veneto, e se mi sento limitato vuol dire cosa? Non vuol mica dire che la lingua la sei limitata, ma vuol dire che mi ho una limitazione. Come che potrebbe non so buono di scrivere il Veneto, come che Tizio non so buono di parlare, perché non so che appena opera un dente e ora la bocca infia in balsamata su. E neanche scrivendo Veneto, come che siamo la man un fia legata su in fassada, perché in la nostra testa scrivere e parlare in Veneto non si mia proprio socialmente a posto. E ora bisogna desfassare via questo problema e liberare il parlare, ma solo del tutto imparare, alfabetizzarsi e reimparare a scrivere. Come suffisso a parola logos, dunque capite più quanto è importante che sia saper sì pensare, allineare le conseguenze del pensiero col parlare, col scritto che le quello anche che sia l'azione, che sia anche un comando mentale, per quando che se mettiamo a scrivere che abbiamo un grado di intensità e di riflessione più forte e certe baruffe che si fa per iscritto, se parlando si faria mia e anche al reverso, no? Non che se tu li vei vicini ma che si integra uno con che altro, tutti e due fondamentali, perché tutti e due sono espressione. Allora che ne so uno di due, evidentemente
più fatica da gestire. Come suffisso il termine eogo le pien in tanti posti. Bioeogo, chiseo. Uno mi dice, ma mi logo, cosa serve sta L tagliata qua? Tanto mi lo dico mia, eogo, dico logo. Anche a me dico logo. Però appena che c'è una parola che metto prima bioeogo, mi viene da dire bioeogo. Come che viene da dire psicologo, per esempio. Chi sia il psicologo, quello che si occupa della psiche. Chi sia il biologo, quello che si occupa della vita. E ma il cardiologo, quello che si occupa del corpo. Ecco. Dunque è un suffisso, anche scientifico, ma anche comune, perché ormai questi termini conosciamo tutti quanti, che si adopera in tutte le lingue e di conseguenza è perfettamente corretto adoperarli anche in Veneto. Va bene? E il termine che direttamente deriva da logos, che è in italiano logica, in inglese logics, eccetera, e in Veneto compare come losega, dove che, sapete che la G dolce, la G dura resta dura, logo. La G dolce, che viene fuori dalle scritture medievali, diciamo, in Veneto tende a diventare S, dunque come che, non so, gens, gli anni latini, diventa gens, Parnianti diventa zente. Qua la stessa roba, il suffisso e diventa sta roba qua. Abbiamo usato che ic diventa egg, abbiamo fatto qualche video su questa questione qua. La G dolce diventa S e la L a tagliata, dunque è una roba losega e non so, vuoi comprare un prodotto bioeosego o non so, a me il bioeosego mi fa fano. Ognuno ha la sua idea, ma la parola bioeosego la che c'è e la esiste con l'accento, se no se l'osego. Bon, a posto, abbiamo fatto il caponco, sta settimana numero 12 della nostra maratona Veneto descommissiata a Puito e manca 25 puntate, siamo arrivati a 75, avanti con la nostra maratona Veneta.